Sì, Fiori, ho capito, ma scegliamo un coinquilino uomo o donna? Allora, a me non mi interessa un cazzo, basta che sia 50, finimo, perché che sei Carlo Conti con l'eredità. Vabbè, non ci piove su questo, dai. Anche perché hanno detto che Carlo molla, Veramente? Me l'ha detto Massi. No, Fiori, l'altro giorno mi sono guardato TV Sorrisi e Canzoni e c'era scritto che Carlo Conti presenterà il nuovo Sanremo, quindi l'apoteosi della sua carriera. Vabbè, Fiori, cioè il Pippo Baudo del XXI secolo, se non lo presenta lui Sanremo. È permesso? Prego, Posso prego. entrare? Ciao, permesso. Ciao a tutti. Sono Costanza. Ciao Costanza! Ciao, avete una casa bellissima, cioè a me fa un sacco impazzire questa casa, veramente. Allora, facciamo così. Parlo un po' io, che poi dopo ci veniamo un po' incontro, insomma mi dite le vostre. Ecco, io mi sono segnata giù 2 cose che potrei dire, dunque. Beh, innanzitutto, ecco, io non ho grandi problemi, cioè non chiedo assolutamente niente di che, se non che ho già convissuto un sacco di volte con un sacco di gente, proprio di tutti i colori, ma penso anche voi perché non vi vedo giovani matricole, insomma non è che siamo tra gli sfigatini del primo anno, ecco, abbiamo un sacco di esperienza, quindi ecco, basta dirsi le cose in faccia, una volta che si convive, se a me dà fastidio una cosa la dico, se a voi dà fastidio una cosa me la dite, ecco, per il resto... Per me si può fare festa, se la funziona veramente, però secondo me è meglio farla fuori casa, perché in casa deve studiare, in casa deve sposare, perché non hai la mattina si deve fare questo, e penso che siamo veramente grandi, possiamo fare festa, insomma ci sono un sacco di cose che si può fare festa a campo, cioè le Maria Teresa 30, insomma possiamo tranquillamente andare da una parte all'altra senza stare troppo in casa. A tal proposito volevo chiedere una cosa perché io sono un po' così, ho il sonno un po' leggero. Qualcuno di voi russa? Io russo un sacco! Ah, cioè tu russi? Tantissimo! Vabbè, guarda che non è mica un problema, cioè nel senso, non è, veramente ci sono i cerotti per il naso, aiutano un sacco, quelli lì, cioè un mio amico li usava, ha smesso subitissimo di russare, veramente non c'è problema, ci veniamo incontro. Guarda, è un problema che mi porto fino a quando ero piccolo. Ok, però magari dormiamo, cioè, in camere separate, io mi prendo una stanza più in là, cioè, ne ho vista una molto molto carina, cioè magari tu ti metti di là perché è più comodo e non ci sentiamo. Certo! Ti faremo sapere, guarda, abbiamo appena scritto il tuo nome tra i primi 10. Sì, ho bisogno comunque magari se mi fate sapere, perché io ho bisogno assolutamente di sapere nel più presto possibile, perché così mi organizzo anche con le mie cose. Allora, prima delle 19:30 meglio che non mi chiamate perché c'ho il tirocinio. Che sboro, va via! Ok, sì, va bene, ciao, vado, basta che mi fate sapere, insomma, ecco, io buona giornata a tutti quanti e casa strabella, veramente, cioè, un sacco figa, ciao, ciao. Che fanno? Hi, I'm Peter from England. I've recently started to work at a language school here, and I'm absolutely fascinated by the history of Venice. And I'd really, really like to live with some Venetians so I can experience the culture fully. It's a bit frustrating because no one ever seems to be able to understand a word I'm saying. So far, I haven't managed to find a room. Chiaro, così stufio. Adesso qua dobbiamo prenderlo, male. Cosa hai detto? È un turista, sta cercando casa. No, turista no, non stranieri, dai, ho detto io no, vai, dai, navega, bye, good luck, dai, vai. Noi volevamo, dai, abbiamo detto no. Vai, cammina. Vai. No, dai. Mister! A derecha. Dai, the door, derecha. Dai, abbiamo detto no. Ah! Quindi studi architettura? Sì, ma sono all'ultimo anno, mi mancano 2 esami, quest'anno finisco, deciso anche perché i miei mi segano i finanziamenti, se no. Beh, Vecchio, che sporo! Io sono Alvises, sono di Castello. Cosa ci hai portato? No, io veramente non ho portato nulla. Beh, hai un cavallo di battaglia? In che senso, scusa? Canti, balli, fai qualcosa? No, ma io veramente sono venuto per la casa. Ma balla! Ok, va bene, allora io andrei con lo schiaccianoce.
bene. No? Sì, sì. No, senti, un'ultima cosa. Ce ne canteresti una di pittura fresca? Chi? Pittura fresca. Chi? Ciao, grazie. Il prossimo, vai. Come il prossimo? No, come il prossimo? Io ho già portato la valigia, cioè io ero sicura di dormire qua stanotte, ero sicura, ma aveste presa. Cioè, come il prossimo? Vai. No, voi non avete capito con chi avete a che fare. Io sono un animale da palcoscenico, io diventerò famosa e voi mi mandate via. Voi mi mandate via, non siete voi che mi mandate via, sono io che me ne vado. Perché sono bianca. La porta a destra. Che è? Ma che è, Cocca? Voglio andare a casa, voglio andare a casa. Perché non t'hanno presa? No, hanno detto di no. Perché? Ma perché l'ho presa alta? L'ho presa alta, sono anche raffreddata. Ascolta, se non t'hanno presa è perché non capiscono niente, capito? Anche se hai presa alta. No, Sono dei burini. Sono dei burini, Ma che sì. non t'ho detto 1000 volte che devi andare a Sanremo, no? Con ste cazzate. Ma hanno preso, basta. è passata gente che era molto peggio di me. Perché non lo so. E te ne vai con sta telecamera, te ne vai a dai, vieni qui, Questo sì. No. Come no? No. Sboreve. E insomma mi sveglio in ospedale con la flebo al braccio e l'infermiera che mi fa congratulazioni. Io, per cosa? Non ti sei laureato ieri? Ah, giusto. Finalmente uno simpatico. Dai, ci siamo, abbiamo trovato quello giusto. Però prima che prendiate una decisione, vi devo dire una cosa. Vai, dici. Io mi drogo. Ma sì, non preoccuparti, qualche canetta ce la facciamo anche noi ogni tanto. Sì, no, ma io mi drogo, mi faccio le spade, faccio di eroina. Ma sì, siamo aperti noi. Ma sì, poi bisogna essere flessibili tra conquilini. E quindi ragazzi, abbiamo trovato, no? Ebbene sì. Allora, benvenuto in Ruga Giuffa. Grazie. Un'ultima formalità, scusami. Carlo Conti o Fabrizio Frizzi? Fabrizio Frizzi. Fuori! Il prossimo. Ciao ragazzi. Ma che è sto qua? Will Wash. Vabbè, Fiori, dobbiamo trovare un altro modo perché il subaffitto non è una cosa per noi. Il piano B qual era? Vabbè, le metanfetamine, no? Ancora queste metanfetamine, ma la sua laurea è in chimica del restauro! In chimica del restauro, non in chimica organica. Ma è una gioia, Pala, ma è una gioia, veramente. Permesso? Ciao, sono Francesca, ho visto il vostro annuncio per la casa. No, scusami, le selezioni sono chiuse. Ah. Che cazzo di... Vabbè, da dove sei che ti vieni? Da dov'è che vieni? Ah, sono di Carpi, in provincia di Modena. Cos'è la Ito sta qua? Che siete capri, Getterone. No, ora non stranieri, no stranger, bye, dai, navega. Vabbè, grazie lo stesso, sembrava carina la casa. Bella zona. Aspetta. Fiori, dobbiamo prenderla. Ma che cazzo ti dici? Guardate le scarpe. Sono quelle della sigla. Ma porco di...